Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Sebbene l'evoluzione della pandemia sia allo stato attuale imprevedibile, il nostro Paese deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute, prima fra tutte l'influenza e alla possibile circolazione di nuove varianti di SARS-CoV-2, determinato anche dai comportamenti individuali e dallo stato immunitario della popolazione. Ad affermarlo il Ministero della Salute nella nuova circolare interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale. Il Ministero evidenzia la necessità di intensificare il sequenziamento al fine di raggiungere una numerosità sufficiente, identificare l'eventuale circolazione di nuove varianti del virus SARS-CoV-2 e sottolinea l'importanza dell'evitare la congestione delle strutture sanitarie, limitando l'incidenza di malattie gravi da Covid-19 e le complicanze dell'influenza nelle persone a rischio, proteggendo soprattutto le persone più fragili. Per i dati che abbiamo a disposizione, la situazione che si sta determinando non è paragonabile con quella del 2020, a dirlo il vicegovernatore della regione Riccardo Riccardi in riferimento all'allarme Covid per quanto sta accadendo in Cina. Riccardi riferisce che nella notte il presidente Fedriga si è confrontato con il ministro della Salute Schillaci. Al momento i sequenziamenti effettuati sui casi positivi riscontrati negli aeroporti su passeggeri provenienti dalla Cina sono riconducibili a non nuove varianti ma a Omicron. Vicepresidente, questione Covid. Dopo l'ordinanza del ministro Schillaci, ieri dallo scalo regionale di Ronchi è arrivata una richiesta di chiarimenti. Oggi l'unità di crisi. È giusto spaventarsi per quello che sta accadendo dopo la riapertura dei confini da parte della Cina? No, io non credo che sia giusto spaventarci, anche perché se ci spaventiamo non teniamo i nervi saldi rispetto a problemi che potrebbero nascere. Noi abbiamo, il Presidente Fedriga nel corso della notte ha dialogato con il Ministro Schillaci, diciamo che in questo momento la verifica riguarda gli scali con collegamento diretto. Stiamo dialogando con l'USMAF relativamente alle eventuali misure che potrebbero essere sugli indiretti come il nostro. Diciamo che prevalentemente i casi, per quel che si conosce, riguarderebbero varianti Omicron, quindi è una condizione che non è paragonabile per i dati che abbiamo al 2020. Tra l'altro nel 2020 non eravamo vaccinati come siamo vaccinati adesso. E questo naturalmente ci pone in una condizione completamente diversa. Chiaro, dobbiamo tenere le antenne alte e soprattutto si verifica un'altra condizione. L'Italia fa un ragionamento di precauzione, secondo me correttamente. Io condivido molto l'ordinanza del ministro Schillaci. Vediamo che altri paesi queste cose invece non le fanno, quindi si riapre il tema che abbiamo conosciuto nel 2020, cioè il tema della politica della sorveglianza sanitaria deve essere una politica della sorveglianza ai confini di Schengen. Se gli altri paesi hanno delle opinioni diverse è chiaro che diventa un po' un problema farlo. Quindi, però io penso che le situazioni che si stanno verificando siano sotto controllo e naturalmente poi abbiamo imparato che di queste cose si ragiona per fatti nuovi, no? Quindi ad ogni fatto nuovo c'è una valutazione, l'unità di crisi questa mattina è stata convocata dal Ministro, le regioni sono come sempre pronte a dare il loro sostegno e il loro lavoro. Noi qualsiasi situazione si possa verificare, naturalmente siamo organizzati per farlo. Naturalmente alle condizioni di oggi possiamo dire che queste situazioni non presentano una necessità. La cronaca stava rincasando dopo aver da poco finito il turno in ospedale. L'operatore sociosanitario è investito mortalmente a Pordenone mentre era in sella alla sua bicicletta. A perdere la vita un 28enne, Lorenzo D'Alonso, morto a causa delle gravissime lesioni riportate. È
È morto in seguito alle gravissime lesioni riportate un operatore sociosanitario di 28 anni, Lorenzo D'Alonso, investito ieri sera da un'auto mentre era in sella alla propria bicicletta. Erano le 22:40 quando si è consumato il dramma. Il ciclista stava percorrendo Viale Grigoletti quando è stato travolto dall'auto condotta da un 25enne addetto alle consegne per conto del ristorante Cheese. Le cause sono al vaglio degli agenti delle volanti della questura di Pordenone, supportate dai colleghi della polizia stradale. Il giovane, abruzzese, originario di Atessa, comune in provincia di Chieti, lavorava da un anno come OS nel reparto di chirurgia dell'ospedale civile di Pordenone. Aveva appena smontato dal suo turno pomeridiano e stava rincasando con la sua bicicletta. Giunto all'altezza del civico 47 di Viale Grigoletti è stato tamponato. Un impatto tremendo con il ciclista che dopo essere stato caricato sul parabrezza è stato sbalzato da alcuni metri di distanza sbattendo violentemente la testa sull'asfalto. Le sue condizioni sono subito apparse disperate. Immediato l'arrivo sul posto di 2 ambulanze, il personale sanitario dopo aver stabilizzato la vittima l'ha trasferita d'urgenza in condizioni disperate all'ospedale civile dove è morto poco dopo. Il leso invece al conducente della vettura, un cittadino straniero, risultato negativo all'alcol test. I mezzi incidentati sono stati posti sotto sequestro e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre l'automobilista è indagato per omicidio colposo a seguito dell'incidente stradale. Andiamo a Pordenone con il bilancio di fine anno per la Questura, un anno che ha visto intensificarsi l'attività di prevenzione sul territorio. Vedo una città sicura, ha commentato il questore Luca Carrocci. È stato un anno di intenso lavoro, abbiamo operato a 360 gradi, abbiamo fatto molte iniziative anche di informazione, di sensibilizzazione della cittadinanza contro le truffe nelle scuole e poi dopo abbiamo contenuto i reati che sono rimasti in linea con quelli dell'anno precedente e soprattutto abbiamo avuto un'impennata, come ho sottolineato già in altre sedi, del rilascio di passaporti che è stata veramente, abbiamo triplicato il numero di passaporti che sono stati rilasciati nell'anno in corso rispetto a quello precedente. Che città vede? Io vedo una città dove si vive bene perché ci lavoro come quest'ore ma la frequento anche fuori dall'attività lavorativa e vedo come sia una città viva, molto ordinata, molto regolata e questo non può che farmi piacere. La cittadinanza, ripeto, la ringrazio ancora una volta perché dimostra una sensibilità nei confronti delle forze dell'ordine che è davvero da encomiare perché ci chiamano sempre, ci avvisano sempre se c'è qualcosa che non va e questo ovviamente ci agevola molto nella nostra attività e nel nostro lavoro. Il progressivo invecchiamento della popolazione e la denatalità hanno un drammatico effetto sul mondo del lavoro. In provincia di Udine nell'ultimo anno sono più pensionati che i lavoratori. I dati arrivano dalla CGIA di Mestre. In provincia di Udine ci sono più pensionati che forza lavoro e la situazione è destinata a peggiorare visto il progressivo invecchiamento della popolazione, la denatalità e la difficoltà di trovare sul mercato personale altamente qualificato. L'allarme arriva dall'ufficio studi della CGIA di Mestre. Nel dettaglio, nella provincia friulana, il numero delle pensioni supera di 6.000 unità quello degli occupati, 226.000 persone in quiescenza contro i 220.000 lavoratori. Non va meglio a Trieste, dove il saldo negativo è di 2.000 unità, e a Gorizia 3.000 unità. Unica provincia in controtendenza Pordenone, dove gli occupati superano di 15.000 e i pensionati 136.000 contro i 121.000. Grazie a questo dato il saldo in regione è positivo, 510.000 addetti contro i 506.000 assegni pensionistici. Va però evidenziato, afferma la CGIA, che il risultato che emerge da questa analisi è sicuramente sottodimensionato. In Friuli Venezia Giulia infatti ci sono oltre 42.000 occupati che dopo essere andati in pensione continuano su base volontaria a esercitare ancora l'attività lavorativa. Il progressivo invecchiamento della popolazione ha conseguenze gravi sul mercato. Da tempo ormai gli imprenditori friulani denunciano la difficoltà di trovare personale altamente qualificato e figure professionali di basso livello, in quest'ultimo caso perché i giovani sono sempre meno numerosi e rifiutano di trovare occupazione e solo in parte quei posti vengono coperti dagli stranieri. Una questione non facile da risolvere. In futuro invece questa criticità rischia di provocare seri problemi alla sostenibilità economica, al nostro welfare e di penalizzare interi settori che con una società che invecchia sempre di più potrebbero subire un crollo del giro d'affari, come il mercato immobiliare, i trasporti, la moda e il settore ricettivo.
Ci spostiamo a Gorizia con il bilancio del sindaco Rodolfo Ziberna, che ripercorre i principali programmi della sua amministrazione con i fari puntati al grande appuntamento del 2025, quando il capoluogo esontino sarà capitale europea della cultura assieme a Nova Gorica. Abbiamo attraversato, non abbiamo finito di farlo, anni difficili, pesanti, per le ragioni che tutti noi conosciamo, perciò dal Covid, la crisi economica, l'aumento dei prezzi, l'aumento dei costi energetici schizzati alle stelle, ma come ne siamo usciti dal Covid, speriamo perciò di uscirne anche nell'ultimo lembo più in fretta possibile, lo abbiamo fatto insieme e ne usciremo insieme anche da quest'ultimo lembo di crisi. Il Comune di Gorizia sta facendo tanto per chi ha bisogno, ma la città di Gorizia sta cambiando e cambierà ancora di più nei prossimi anni, lo stiamo toccando con mano grazie alla capitale europea del 2025 insieme a Nova Gorizia, grazie alle risorse che stanno giungendo, pensiamo a come cambierà il castello, il Borgo Castello, Via Rastello, la Galleria Bombi, pensiamo alle piste ciclabili, pensiamo a quel polmone verde stupendo in centro della città della Valletta del Corno che il prossimo anno inaugureremo, i nuovi giardini di Corso Verdi, ma anche il giardino di Palazzo Municipale, ma pensiamo anche alla riqualificazione del Palà Bigot, dell'ex mercato all'ingrosso di via Boccaccio. Ecco perché perciò io auguro davvero a tutti voi che possiate trascorrere una fine anno, un inizio del 2023 con i vostri affetti, con i vostri amici, con i vostri familiari. Siamo allo sport, al basket, terremoto nell'Apu dopo la sconfitta ai quarti di Coppa Italia contro Cantù, esonero per Boniciolli, al suo posto promosso l'ex vice Finelli che mai ha avuto la titolarità di una panchina. L'Apu Old Wild West comunica che coach Matteo Boniciolli è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Si conclude così il rapporto tra Apu Udine e l'allenatore triestino dopo 2 anni e mezzo di una Coppa Italia messa in bacheca, ma anche dopo 2 finali playoff perse. Un fulmine non certo a ciel sereno, perché le voci di un esonero in realtà si rincorrevano da settimane dalla serie di sconfitte che rischiava di mettere in dubbio proprio l'approdo alle Final 8 di Coppa Italia, obiettivo minimo per la prima parte di stagione. Poi la convincente vittoria contro Ferrara e nubi respinta all'orizzonte, salvo poi palesarsi più nere di prima ieri sera. Fatale la sconfitta contro Cantù, una partita dominata dai primi del girone verde che hanno chiuso il primo quarto avanti 22-8. Vani i primi 4 punti di Gentile, vani anche i 12 di Antonutti, miglior marcatore. Alla fine il tabellone mostra 81-64. E da oggi head coach è Carlo Finetti, già assistente allenatore nelle ultime 3 stagioni, che a 27 anni si trova sulla sua prima panchina di prima squadra. In realtà Finetti ha già guidato l'Apu in 2 uscite, entrambe sfortunate quando l'ex coach Boniciolli aveva il Covid. Oltre alla promozione di Finetti, l'Apu ha deciso anche di affidare in toto la direzione tecnica ad Alberto Martellossi, che lascia così il posto di senior assistant coach. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.